Un nuovo spazio di riferimento per artisti appassionati del Tigullio, dedicato alla promozione dell'arte contemporanea. È Gemini Art Space, centro culturale da poco inaugurato a Santa Margherita Ligure. In un luogo con riferimenti culturali radicati nella storia, la sfida è quella di attirare artisti locali e non per favorire uno scambio culturale tra arte contemporanea e territorio. Siamo molto emozionati perché comunque è uno spazio di arte contemporanea, quindi è comunque un po' insolito nel nostro territorio, che è molto legato alla tradizione e alla bellezza naturale che fa da cornice, e volevamo appunto dare un po' una bella scossa e portare anche un po' di nuovo nelle nostre zone. L'inaugurazione dello spazio è stata accompagnata da diverse espressioni artistiche, a partire dall'esibizione musicale di Giulia Erminio con il suo violino LED. Intorno le opere che hanno dato vita alla prima mostra del centro, visitabile fino a domenica 20 luglio. Gli autori sono 3 artisti, accomunati dalla passione ma con caratteristiche diverse e originali. Habib Fadel, fotografo franco-libanese, Davide Marzano, pittore genovese, e Jackson Villamizar, scultore colombiano. La foto è la taglia del negativo, diciamo, e sono stampate una stampa a contatto, si chiama. Quindi mettiamo in contatto il negativo con il foglio. Questo lavoro appunto nello specifico è legato alla Venere Willendorf, quindi alle forme della fertilità, il seno, i fianchi eccetera, e si è allargato poi ad un lavoro legato proprio al corpo in generale. Infatti c'è anche poi l'universo maschile. La cosa originale è l'utilizzo dei materiali messi assieme, che non è mai stato fatto. Abbiamo una base di carta, quindi una costruzione di un puzzle, e un rivestimento superiore che è un metallo liquido. Questi sono 2 materiali che sono sempre esistiti, però nessuno li ha mai messi assieme. Mostre artistiche ma anche tanto altro. Il Gemini Art Space ospiterà diverse tipologie di eventi, con l'obiettivo di ricercare un'interazione più profonda e intima con l'arte. Talk, workshop, vogliamo un po' sganciarci dal concetto tradizionale di galleria, che magari a volte c'è un po' muro, ecco. Si basa molto sulla vendita delle opere, quindi vogliamo più che contemplazione viverla, l'arte.